Ci troviamo lungo il tratto nord di via Carezzonico, la strada che conduce alla rotatoria all'intersezione con via Cabaroncello. Bene, sono diverse le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione di persone che appunto dichiarano il fatto che la strada a doppio senso di marcia a un certo punto all'altezza del pensionato Sturm si trasformi in strada a senso unico di marcia, però non c'è nessuna segnalazione che avverta l'automobilista appunto che accede a via Carezzonico che la strada a un certo punto si ferma. Sino a qualche mese fa, infatti, via Carezzonico si poteva percorrere in entrambe le direzioni. Poi, conclusa la nuova rotatoria all'incrocio di via Cabaroncello, è stato deciso di modificare la viabilità, senza però informare chi quotidianamente percorre questo tratto e difatti. Lei non sapeva che questa strada era chiusa? No, Ha visto un segnale stradale là in fondo? sa che non mi... Segnalava che appunto la strada era chiusa? No, quando mettono che la strada è senza uscita mi pare che ci sia un segnale, ha visto lei? All'inizio, però non sapevo che era chiusa qua. Sapeva che la strada era chiusa? No, C'è qualche segnale stradale che lo indica? non l'ho visto. Adesso faccio il retromarcia. Questi sono solo alcuni degli automobilisti che ogni giorno sono costretti a fare retromarcia se non vogliono andare contromano. Viene da chiedersi cosa aspetti il comune di Bassano a porre la corretta e definitiva segnaletica stradale che per tempo informi i conducenti di auto e moto che il tratto nord-sud di via Carezzonico non ha alcuna uscita.